Mezz'ora d'inferno tra grandine e pioggia che si sono abbattuti in tutto l'Ovest vicentino ieri in tarda serata. Il forte vento ha scoperchiato il tetto di una palazzina ad alte ceccato, danneggiando comignoli e antenne, tanta la paura per i residenti. Verso le 11 così è arrivato un fortissimo vento, ho sentito un botto, ho aperto la tapparella e ho visto che c'era tutta la guaina giù fino al mio terrazzo quasi. Siamo andati su dalla signora all'ultimo piano e là aveva acqua dappertutto che entrava, perché logicamente la parte che è andata via di guaina, anche le tavelle si sono alzate e lì era a cielo aperto. Sono state fatte uscire tutte e 5 le famiglie per consentire le operazioni di messa in sicurezza del tetto che è stato coperto con del nylon. Adesso abbiamo 5 famiglie che sono sfollate praticamente e di queste 5, 3 rientreranno già stasera, però 2 famiglie invece sono costrette a rimanere fuori fin tanto che non viene ripristinato un minimo di sicurezza per quanto riguarda il tetto. Diciamo ci sono 2 anziani ultra ottantenni e un'altra famiglia a cui ha provveduto il comune. Sì, infatti lì c'è una famiglia di ultra ottantenni che sono andati a vivere per il momento dal figlio e invece la famiglia delle 3 persone stiamo provvedendo noi come comune a mettere a disposizione un appartamento di emergenza. Adesso il sindaco mi ha detto che provano a vedere se trovano qualche casa provvisoria per noi e mi farà sapere. Tra quanto potranno tornare le 2 famiglie che al momento sono fuori? Beh, allora noi pensiamo che nell'arco di 15 giorni possa essere messa in sicurezza tutta la parte del tetto del condominio, quindi in 15 giorni dovrebbero rientrare. Ma la notte di passione per i vigili, che hanno ricevuto decine di chiamate, è continuata con diversi interventi nel comune di Montecchio, tra i più colpiti dal fortunale. Nelle scuole, per la caduta di rami, alla Jean Piaget un gelso si è schiantato al suolo, alla San Francesco un ramo si è abbattuto in strada, in via Cimarosa un automobilista è rimasto bloccato con l'auto nel sottopasso allagato da un metro d'acqua. Mezz'ora di paura, ma fortunatamente non ci sono stati danni alle persone.